Sani cari veneti, come io. A se sa bel che in ogni lingua viene delle frasi che dovremo per interagire con gli altri. In questo video avevo cattare fuori alcune di queste frasi che sicuramente le sarà utili in ogni situazione. Bene, scomissiamo l'espressione giornaliere. Andove se catemoi. Andove, andove, dove. Adesso a te può ripetere anche a te. Andove se catemoi. Andove se catemoi. Perfetto, oro, bene, e sente, cosa vuto, cosa vuto, no cosa chi titte vuole, le cosa vuto, adesso te può ripetere anche a te, cosa vuto. Perfetto, e sente, per me il me va bene, per me il me va bene, adesso te può ripetere anche a te, no? Per me il me va bene. Oro, bene, grazie. Parlato inglese, descorito inglese. Stai attenti. Podimo doparar tutte e due, no? Parlato inglese, descorito inglese. Adesso te può ripetere anche a te. Parlato inglese, descorito inglese. Bene, oro, puito, grazie. Cosa disito? Cosa pensito? Stai attenti, non è mia cosa che te disi, cosa che te pensi. Sta qua la zena struttura sbagliata perché la zena è struttura affermativa. Abbiamo da fare la struttura corretta. La struttura corretta per dimandare la struttura interrogativa. Cosa disito? Cosa pensito? Te può ripetere anche a te? Cosa disito? Cosa pensito? Ora, perfetto. Se sentimo, se vedemo. Se sentimo, se vedemo. Adesso te può ripetere anche a te. Se sentimo, se vedemo. Ora, grazie. Basta cusita. Basta cusita. Sta qua la se facile. Te può ripetere anche a te. Basta cusita. Bene, che momento seo è il meglio per ciacolare? Stai attenti che qua gesena è le forcola, e allora la può essere l'esista o no? Zelo o seo? Che momento zelo è il meglio per ciacolare? Che momento seo è il meglio per ciacolare? Adesso te può ripetere anche a te. Oro, sito impegnà, sito impegnà. Sto qua la struttura interrogativa, non la mia affermativa. Non te può dimandare, per esempio, ti te si impegnà. Sto qua è un sbaglio, a disarissimo un fia analfabeto, no? E allora, sito impegnà, te può ripetere anche a te, sito impegnà. Oro, bene, son mia segur de adatta. Son mia segur de adatta. Adesso te può ripetere anche a te. Son mia segur de adatta. Oro, bene, credo de sì. O anche che se questa possibilità. Creo de sì, che te cave via la D. Credo de sì, creo de sì. Adesso te può ripetere anche a te. E sente, non so mia, non so mia, adesso te può ripetere anche a te, non so mia. Oro, bene, non è mia facile così come che il te par. Non è mia facile così come che il te par. Non è mia facile così come che il te par. Adesso te può ripetere anche a te. Non è mia facile così come che il te par. Oro, bene, scusami il tardivo. Adesso te può ripetere anche a te. Scusami il tardivo. Gran bon. Sta mia far massa de boesse. Sta mia far massa de boesse. O anche con la L, no? Sta mia far massa de bolesse. De bolesse o de boesse. Tutto la stessa roba, se può farlo, no? Sta mia far massa de bolesse. Te può ripetere anche a te. Oro, bene. A zera ora. Adesso te può ripetere anche a te. A zera ora. Oro. Fino a che ora resteremo qui? Ma fino a che ora resteremo qui qua? Adesso te può ripetere anche a te. Fino a che ora resteremo qui?
Gran bon. Valo ben partì. Vai o ben partì, valo ben partì. Scrivemo sempre con la L furcola e abbiamo tutte le possibilità, no? Valo ben partì, vai o ben partì. A te può ripetere anche a te. Valo ben partì. Oro, grazie. A te ringrazio tanto. Adesso te può ripetere anche a te. A te ringrazio tanto. Oro, beh no, non fa senso. Ma, guarda, sto qua non fa senso. Non fa senso. Te può ripetere anche a te. Non fa senso. Va bene, gran buon. Stamme ben. Stamme ben. Stamme ben. Adesso te può ripetere. Stamme ben. Oro, grazie. A te asso fare to robe, a te asso fare to robe, che se le forcola, a te asso far le to robe o e to robe, e avanti così, tutto la stessa roba. Adesso te può ripetere anche a te asso far e to robe. Beh non, è importante che vede sta con la differenza tra la lingua veneta e la lingua italiana. Sicuramente che fa tante lingue, il veneto è anche lui un tresso staffi e latin. A vuol dire che una signora parte del gaipin della lingua veneta la se vignesta dritto dal latin. E chiaramente si vede che c'è un trodo comune anche all'italiano, ma non solo che l'italiano, però il portoghese, lo spagnolo, catalan, francese e avanti così. Orsù, queste qua le si chiama le lingue neolatine, che infatti è il patrimonio linguistico che le salta fuori dal latin. Però è storicamente un sbaglio dire che il veneto sarebbe un dialetto italiano come che si può sentire a volte. E principalmente qua in Brasile, dove che Pescarogna ne manca un fiade a conoscenza sulla Venetia storica. Lo sbaglio perché il veneto è la lingua tirata su Rento Venetia regione e l'italiano infatti è proveniente dal sepo toscano. E occhio per non farmi a confusione, dopo che se capisse ste robe chiaramente le sia assoluto. Per esempio, qualche zero là in tel Veneto, una muccia ad esempio la mi domandea se il portoghese era dal buona lingua o solo che un dialetto dell'espagnolo. A te puoi pensare che questo tipo di domande le sarebbero assurdo se te sei un parlante di portoghese con famiglia. Però che ti te chiami il veneto del dialetto italiano te si deve fare gli stessi. A vuol dire a te si deve mucciare tutte le lingue della penisola de sotto de quea che è diventata per mesi puide evidentemente la più sparpagnata in tel mondo. Occhio.